Una grave violazione del diritto d'autore e della deontologia professionale, ma soprattutto una mancanza di rispetto per il lavoro giornalistico. Per questo sindacati e comitato di redazione di Media Nord-Est sono compatti nel denunciare quanto successo nei giorni scorsi, quando l'emittente Serenissima Televisione del gruppo Canale Italia ha trasmesso integralmente all'interno di un suo programma un servizio scritto e montato dalla redazione trevigiana di Antenna 3. Il servizio raccontava l'atroce delitto di Moriago della Battaglia con l'uccisione di Elisa Campeol, il fatto di cronaca che ha scosso la Marca e l'intero Nord-Est nelle scorse settimane. Un resoconto puntuale, frutto di un attento e scrupoloso lavoro sulle fonti e di squadra, come è prassi nel nostro gruppo. In un periodo in cui la libertà di informazione è sotto attacco da più fronti, lo stupore dei giornalisti e operatori di Antenna 3 e Media Nord-Est è stato quindi doppio. Immediata la condanna del comitato di redazione, sconcertato per quella che viene definita una indebita appropriazione, uno scippo. Il logo di Antenna 3, tra l'altro, era coperto in buona parte da quello di Serenissima TV. Insomma, come fosse stata una produzione propria e non di un'emittente concorrente e profondamente radicata sul territorio. La posizione del comitato di redazione è stata condivisa e diffusa dallo stesso sindacato veneto dei giornalisti sul proprio sito ufficiale e dal sindacato lavoratori comunicazione veneto, la SLC, sigla aderente alla CGIL. Va bene i tentativi di imitazione ed emulazione, segno di un modello di successo, ma la lesione del diritto d'autore è davvero un'altra cosa.